Ripristinato anche allo scalo Marco Polo di Tessera il punto tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina, così dopo l'ordinanza con cui il governo Meloni ne prevede l'obbligatorietà per tutti i passeggeri sui voli provenienti appunto dalla Cina, al fine di non vanificare i grandi sforzi raggiunti finora grazie alla campagna vaccinale che nel territorio della ULSS 3 veneziana vede più di 1,5 milioni di vaccinati contro il Covid. Noi abbiamo la possibilità di eventualmente, come dire, dar modo in questo caso alla popolazione cinese che arriva o chi comunque arriva dalla Cina di poter effettuare il tampone, e adesso attendiamo di concordare con la Regione le modalità con cui farlo. Con l'obbligatorietà dei tamponi con relativo sequenziamento a tutti gli arrivi dalla Cina, da capire quali le linee guida ulteriori per chi risultasse positivo. Questo è il motivo fondamentale, perché in genere come si fa? Cioè i tamponi a chi arriva devono essere sequenziati in maniera tale da capire se stiamo parlando sempre dell'Omicron e delle varianti Omicron che sono note, o c'è qualcosa di nuovo. Questa è la sorveglianza microbiologica che viene normalmente fatta. Provvedimenti necessari per non farci trovare nuovamente impreparati come nel 2020. Perché in linea di massima come dire, è chiaro, quando arriva un positivo è sempre un positivo, però abbiamo visto che il positivo in sé, il contagio e la positività legata alle attuali varianti hanno per la base immunitaria che si è creata in questi anni e mezzo di vaccinazioni, hanno una buona tenuta sul nostro territorio. La preoccupazione è, come sempre, e i fragili che chiaramente devi tenere protetti, insomma, da questi nuovi contatti, e l'ipotesi di possibili varianti provenienti appunto in questo caso da questo paese.